Dalla stalla al latte, dal latte al formaggio, dal caseificio al consumatore, la filiera del settore lattiero-caseario rischia di essere messa in ginocchio anche in Veneto dai rincari delle bollette e dall'aumento dei costi per allevatori e produttori. Il grido d'allarme del comparto è già stato raccolto dalla politica. In Veneto abbiamo circa 3.000 stalle di produttori di latte, quindi un comparto importante che vanno a produrre circa il 9% del latte a livello nazionale. Nei giorni scorsi ho depositato urgentemente una mozione in Consiglio regionale per ovviamente spingere la Giunta a chiedere al Governo alcune misure fondamentali. Ecco la lista della spesa. Liquidità alle imprese, quindi incentivando la ristrutturazione di debiti bancari fino a 25 anni, ma abbiamo chiesto e chiederemo con questa mozione anche lo sblocco di 2,7 miliardi previsti all'interno del PNRR per questa importante filiera. Ovviamente lo sblocco anche dei 26 milioni di pagamenti AGEA che sono fermi da diversi mesi e soprattutto un indirizzo chiaro che come Consiglio chiederemo alla Giunta è di stabilire importanti risorse nel nuovo PSR per questo settore strategico. Una parte importantissima della filiera lattiero-casearia si svolge interamente nei territori di montagna, dall'altopiano dei 7 comuni ai Lessini, passando per la montagna bellunese. Molte di queste stalle si trovano anche in territori montani, quindi oggi salvare una stalla vuol dire preservare diversi settori non solamente dell'economia ma anche del nostro ambiente. La filiera del settore lattiero-caseario va dalla stalla con tutto l'indotto fino agli scaffali dei supermercati. Penso che nelle prossime ore sia doveroso instaurare un tavolo con soprattutto la grande distribuzione, cioè bisogna lavorare sulla filiera agricoltura, industria, distribuzione, perché oggi purtroppo c'è troppo squilibrio tra il costo del litro di latte al consumo rispetto a quello che viene dato all'allevatore. La cosa non è più assolutamente sostenibile e su questo ovviamente il governo deve intervenire quanto prima possibile.